Qualche settimana fa vi avevo parlato del nuraghe Ruinas, che era considerato uno dei nuraghi più in alto dal punto di vista dell'altitudine per quanto riguarda appunto le costruzioni nuragiche in Sardegna. Ebbene, io ho trovato il nuraghe più in alto, quello che detiene il record a memoria storica, ed è il nuraghe Ura e Sole. Ci troviamo in territorio di Desulo, in quello che si chiama Bruncu Nuraghe. Sorge quello che doveva essere nuraghe Ura e Sole. Siamo a 1330 metri sopra il livello del mare. Eccolo qua, 1325. Tra un po' saliamo ancora, arriviamo a 1330. Il nuraghe si presenta in uno stato di conservazione che molti definiscono pessimo. In realtà, se scriviamo così, nessuno viene a vederlo. Troppo comodo andare a vedere Orolo, Rolio, Santa Barbara. No, venite a vedere anche questo, che non è un cumulo di pietre. Questo è il nuraghe, probabilmente costruito più in altitudine della nostra Sardegna. Siamo in territorio di Desulo, 1330 metri, con il solito panorama che dovevano avere i nostri avi costruendo questo meraviglioso nuraghe. Ura e Sole, non lo so da che cosa derivi Ura e Sole. Ura potrebbe essere qualcosa legato a fortuna, augurio, e quello dovrebbe essere l'architrave dell'ingresso. Sono tutte mie ipotesi e come tali devono essere considerate. Ciao a tutti!